Pensiero del giorno, venerdì 26 aprile. Accogliere la parola. Ogni parola è amore. Vivendo una parola e poi un'altra e un'altra e un'altra ancora, avevamo notato che mettendo in pratica qualsiasi parola di Dio, gli effetti erano alla fine identici. Per esempio, vivendo la parola beati i puri di cuore, o beati i poveri d'anima, beati i pazienti, amerai il tuo prossimo come te stesso, o non fare a nessuno ciò che ti dispiace, si giungeva alla stessa conclusione, si ottenevano gli stessi effetti. La verità è che ogni parola, anche se espressa in termini umani e diversi, è parola di Dio. Ma poiché Dio è amore, ogni parola è carità. Crediamo che in quel momento abbiamo scoperto la carità sotto ogni parola. D'altra parte, quando una di queste parole cadeva nella nostra anima, era come se si trasformasse in fuoco, in fiamme, in amore. Si potrebbe dire che la nostra vita interiore era completamente amore. Testo di Chiara Lubich. Parola di vita, aprile 2024. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.